benvenuti a tutti nel, presumo, da quello che mi ricordo, 15° episodio della campagna con Venezia della serie di Medieval 2 Total War. Sarà un mese che non ci metto mano perché mi ero un po' stufato di giocare a Medieval, ma mi è tornata voglia e ho deciso di riprendere in mano la campagna. Allora, nello scorso episodio abbiamo 9000 fiorini. Un attimo che faccio un recap di dove eravamo rimasti. Vienna che è sotto assedio, Sacro Romano Impero, ma non sono troppo preoccupato, anzi sì, perché questi qui sono abbastanza e non posso reclutare unità. Però questo esercito può andarli in soccorso, infatti stava già andando. Siamo in guerra con gli ungheresi. Marciamo pure su questa città qui, su Sofia. Ah, giusto, avevamo perso Costantinopoli in seguito a delle rivolte che fra 6 turni si arrenderà e questo giro qua stermino la popolazione. Bisogna difendersi bene perché qui, come vedete, è pieno di... Qui ci sono solo le flotte, ma io sono sicuro che presto arriveranno le armate dei mongoli. E c'è un esercito francese, ma non mi preoccupa perché in teoria è incrociata e la crociata è diretta verso... non mi ricordo dove. Dovrei andare a vedermi i video vecchi. La crociata però è diretta verso una città non mia. Allora, fermi. Questa battaglia qui la voglio fare, ma prima voglio sistemare le cose qui. Allora, stiamo spostando queste truppe qui per annientare i ribelli. Roma è piena di gente. Abbiamo una flotta non male attraccata a Roma. Napoli invece è vuota, ma si stanno facendo delle unità. Allora, vediamo se posso costruire qualcosa. C'è una città in cui non sto costruendo? Ajaccio. Costruiamo una chiesa per aumentare l'ordine pubblico. Anzi, questo qui costa meno. E siccome tanto non sono in buonissimi rapporti con la chiesa, non me ne frega un cazzo. Dopo, questi qui stanno andando a Parigi. Ah, bene, mi ero dimenticato di averci eserciti qua. Retrain, si stanno risistemando. Ok, va bene, allora direi di fare questa battaglia. Tanto ho un sacco di balestre, loro hanno tutte truppe da corpo a corpo, di cui molti sono anche contadini, quindi li bersaglieremo. Sperando che non siano troppo in montagna, vediamo di farne subito una. Allora, un attimo che controllo che la registrazione stia andando. Perfetto, qui è tutto ok, l'audio dovreste sentirlo abbastanza bene. Ok, va benissimo questo tempo qui. Raduniamo subito i balestrieri, che sono la spina dorsale del nostro esercito. Ok, questi sono qua. I balestrieri sono qui. Direi di posizionarci un po' più vicini a questa collina, far avanzare tutte le truppe insieme e cominciare a bersagliarli in modo da obbligarli a caricarci. Dove sono? Oh caspita. Ok. No, 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 no. Ok, sono contento perché ci stanno attaccando loro. Spostiamoci pure qui. Spostiamo pure indietro le nostre truppe. Togliamo la modalità schermaglia in modo da evitare che ci scappino via. Li avrei posizionati qui, ma sono troppo vicini e mi avrebbero caricato. Peccato però. Ci hanno anticipati. Adesso stanno anche correndo. L'unica cosa che mi preoccupa sono queste unità pesanti qui. Ma con i balestrieri che abbiamo dovremmo insomma riuscire a... Dovremmo riuscire a decimarne abbastanza prima che ci arrivino addosso. E dopo a girarli con questi in modo da ammazzargli magari i taglialegna che hanno poca armatura ma sono forti in corpo a corpo quando caricano. Ok. Dai, sistematevi bene. E aprite subito il fuoco.
appena sono a tiro hanno il fuoco attivo, quindi dovrebbero sparare automaticamente appena arrivano, e vediamo di fare una bella strage di ungheresi. Poi questo è un bel colpo se riesco a prenderli. Sono stato fortunato perché loro non hanno unità da tiro e gli falcerò tante unità. Questi qui Dismounted Feudal Knights costano l'ira di Dio, quindi sono anche molto forti, quindi più riusciamo a ucciderne meglio è. È un buon generale questo. Lo sposterei già da questo lato, in modo da essere già comodo ad aggirarlo. Ok, perfetto, stanno già sparando. Un'altra salva e poi li faccio ritirare. Anzi dai, se non si mettono a correre gliene faccio sparare anche un'altra. Però mi pare si siano messi. Perfetto, allora via. Indietro, indietro, indietro. Dai, dai ragazzi, dai. Mi sa che questi si sono ritirati forse appena in tempo. O comunque va bene, vengono presi pochi. Diciamo pure alla cavalleria di spostarsi subito. R, perché questi qui stanno già fuggendo. Ma che cazzo, sono già in fuga questi. Ok, annientiamo questi, dopodiché voi sparate invece sulla fanteria pesante, non fuggite. Ok, questi qui se la stanno già svignando. Poi, ok, mi ero dimenticato di quanto fosse OP la cavalleria in questo gioco, perché basta toccare un avversario e scappa. Ok, esercito del generale, spostatevi dietro e carichiamo la fanteria pesante da dietro, che è il mio principale problema. Diciamo che soprattutto in early game a Venezia le fazioni italiane in generale sono le fazioni più forti perché la milizia è fortissima. Dopo in late game cominciano ad avere un po' di problemi, però comunque si dovrebbe riuscire comunque con i guadagni che hanno a... Eccoli qua, perfetto. L'importante è catturare questa fanteria pesante. Con i guadagni che si ha si dovrebbe riuscire comunque a fare lo stesso unità forti. Inseguite. Vedete qui ho perso parecchi dei miei uomini. E diciamo pure ai balistieri di smettere di sparare perché non voglio perdere truppe preziose per nulla. Qui si preannuncia un accerchiamento. Sarebbe meglio, così devo evitare di usare la cavalleria per inseguirli. Perfetto. E voi inseguite questi e lasciate pure stare i contadini che non me ne frega niente, tanto fanno vomitare. Sì, diciamo che l'unica fazione che adesso mi può dar problemi sono i mongoli e i tartari. Le fazioni europee non dovrebbero darmi grossissimi problemi. Oh, niente. Non ce la fanno a raggiungerli? Ma come fanno questa... Cioè, spiegatemi come cazzo fa la fanteria a correre più veloce della cavalleria. La fanteria pesante, fra l'altro. Perché cazzo stanno correndo così veloci? Vabbè, lasciamo perdere, tanto non li raggiungiamo.
Ok, anche qui c'è fanteria pesante. Perfetto, allora uccidiamo questi e poi passiamo pure questa battaglia perché non ho voglia di farla. Cioè non ho voglia di inseguire tutti, tanto sono dei contadini del cazzo. Perfetto, usciamo. Buono, buono. Annientati. Eh sì, quindi questo esercito francese qui, 1500, no? Ok, va bene, non lo voglio. Allora, questo esercito francese qui mi preoccupa solo nel caso in cui finisse la crociata. Se la crociata finisce, allora a quel punto sono liberi e potrebbero attaccarmi. Uniamo tutte le unità e poniamo sotto assedio Tessalonica. Scale. Qui hanno un po' di uomini. Ne hanno anche qui, ma non so che cavolo di unità siano. Vabbè. Siccome mi pare che non possiamo muovere nient'altro, mi preoccupa un po' sta città qua. Siccome mi pare che qui non possiamo muovere nient'altro, qui siamo in una situazione un po' di stallo perché attaccarli sono forti per essere attaccati con questo esercito qui. Però se avanzo loro mi occupano la città. E invece qui questo esercito invece è parecchio forte. Stiamo trasformando in una città. A me servono più balestre però. E potrei anche portare via questo esercito qui e invadere la Spagna. Tanto, esatto, sono in guerra. Mi pare di essere in guerra con praticamente tutte le fazioni del gioco. Tutte tranne la Scozia e l'Inghilterra. E la Russia. E i mongoli. No dai, anche l'Egitto. Vabbè, comunque Portogallo, sì, no, sono in guerra con quasi tutti, a parte qualche fazione che però è troppo distante per interessarmi. Più che altro io mi metterei a fare... recluterei altre balestre. Quali sono le mie... No, aspettiamo un attimo di vedere come si mettono le mie finanze, dopo recluto ancora. Passiamo il turno e vediamo un po' come si mette qua la situazione. Aspettiamo tutti i vari tentativi di corruzione portati avanti dal Portogallo, che mi ha attaccato una volta con un esercito piccolissimo. Oh, il Papa è morto. E cosa si fa quando muore un Papa? Se ne fa un altro. Papa Election. Io potrei votare per il mio candidato addirittura, però nessuno voterà per il mio. Beh, non me ne frega un cazzo. E infatti l'unico che ha votato per me sono stato io. Allora, discontento serpeggia a Napoli. Abbassiamo le tasse. Perfetto. Ora ho 19.000 fiorini, molto bene. Andiamo ad annientare. Facciamo un prete qua. Allora, perfetto. Tolosa è stata convertita a città e vediamo subito di svilupparla. Loro si stanno ritirando. Ah, perché anche questo è territorio francese. Allora, qui hanno Reina hanno un esercito grande, quindi loro adesso sono praticamente spaccati in due, cioè hanno il nord della Francia e il nord della Spagna e in mezzo ci sono io. Senza indugio su Segugio marciamo su Parigi. Perfetto, allora Venezia, la capitale, ha 27.000 abitanti. Tu, eretico bastardo, non mi piaci. Penso che ti brucerò vivo. Dov'è il mio vescovo? Cazzo, è forte sto figlio di puttana qua, però. Proviamo. Addirittura. Bruciato, bene, bene, molto bene. Vediamo un po', Tessalonica. Sono abbastanza però qua. Forse mi conviene aspettare che mi attacchino loro.
Costantinopoli abbiamo 5 turni alla resa. Avanziamo pure su Sofia. E attenzione, il Sacro Romano Impero ha fortunatamente abbandonato questo assedio. Vediamo di reclutare delle truppe per la difesa qui. Perché non mi fa riunire queste truppe? Ok. Devo farlo manualmente, non so perché, ma... Sembra che dicano comandi. E invece dicono command me. Good. Siccome tanto ho tanto di quell'oro da far paura, addestriamo altri eserciti. Soprattutto nelle città italiane, che sono quelle più sviluppate. Il bello delle milizie è che non serve neanche nessun edificio per... non serve nessun edificio per fare le milizie. Per fare le milizie basta che sviluppi la città. Le milizie italiane di Medieval sono come gli Ashigaru con Yari di Shogun. Allora, economici ed efficaci. Cazzo, io sto marciando tutto contento verso di qua, ma mi pare che siano pieni. Forse è meglio andare sull'altra città. Qual è il bilancio delle forze? Non si riesce proprio ad attaccare. Vabbè, non è che ho costruito le macchine d'assedio qua. Ma costruiamole, cazzo, la decenza di... Ah, ma perché qui ho delle catapulte. Qui il bilancio delle forze è in mio favore, ma non voglio attaccare, anche perché sono eserciti di mercenari qui. Qui in queste città di confine a me non piace questa, diciamo, svuotatezza delle guarnigioni, questa mancanza di uomini. Quindi costruiamo. Adesso io sono ancora io sono scomunicato. Sì, quindi anche se cambia il Papa, quindi finché non gli do Roma, in poche parole, il Papa mi terrà sempre scomunicato. A proposito, mi è venuto in mente, scusa, ma i mercanti, agenti, ok, io ho 10.000 fiorini, ma mi pare davvero di star costruendo in ogni città che ho. No, ecco, a Budapest non sto costruendo un cazzo, siccome tanto ho 10.000 fiorini. Bombarda. Ah sì, facciamo delle fattorie, quelle vanno sempre bene. Passiamo il turno e ne sparagniamo 5.000. Spagna e Portogallo provano a corrompermi. Scusate, ma guardo da quanto tempo è che sto registrando, giusto per regolarmi con la lunghezza. Non posso fare episodi da un'ora e mezza, magari 40 minuti al massimo. Ok. Chi è morto che ho sentito un grido? Most Advanced Faction, mi hanno superato. Fell the Honorable. Cazzo, mi è morto il generale qua. Però mi è nato il nuovo principino qua, Pascal Selvo. Vediamo un po' com'è il mio family tree. Chi è il mio doge? Faction leader è lui. Ah, quindi questo qui è proprio il però non è il faction heir. Poluccia il matto. Questo è il faction heir perché, boh, vabbè, non me ne frega un cazzo sinceramente. Allora, c'è un esercito
Mille scuse. Allora, c'è un esercito del Sacro Romano Impero che marcia su Innsbruck. Dobbiamo vedere di risolvere la situazione. Anzi, voi attaccate pure di qua. Innsbruck. Qua abbiamo già praticamente un esercito pronto. Voilà! Pronti a respingere i crucchi. Dove sono? Dove cazzo sono sti ribelli di merda? Sono nascosti lì? Quanti cazzo di turni mancano? Perché... 2 turni, va bene, non ho neanche le cose da assedio, non me ne frega un cazzo. Yes. An honor to serve. Name thy enemy, Lord. My lord, should we spare any of them? Parigi è caduta. We show little mercy. They deserve none. We march through your enemy's streets. Victory! Saccheggiamo così prendiamo 21.000 fiorini. Who do I face? Your Majesty. A Rennes c'è un esercito, non sembra forte se le unità sono queste, però... Scusatemi, dovevo abbassare il microfono. Dicevo che Parigi è caduta. Che qui dentro c'è un esercito che non sembra forte, ma è comunque un esercito pieno. E che io qui sono senza un generale, quindi non mi fido troppo a far avanzare l'esercito da lì. Quindi io direi di ammassare altri 2-3 eserciti in modo da poter sbloccare questa situazione qui. Allora, qua bisogna sbloccare questa situazione. Come si fa a sbloccarla? Facciamo un esercito a Marsiglia, o comunque dei rinforzi per Tolosa, anche a Tolosa. Facciamo un altro esercito. Cioè ingrossiamo le truppe, più uomini, in modo da poterli dividere tranquillamente. Un esercito va a conquistare Bordeaux e uno va, diciamo, uno resta in difesa qui finché non decideremo di avanzare in Spagna. Sei turni alla resa di Tessalonica, anche questa una volta era una città mia. 15-4, ma ancora una volta non mi fido ad attaccare. Ecco qui, sgamato un esercito ungherese. Forte anche. No, non mi basta questo esercito qui per sconfiggere gli ungheresi. Bisogna diciamo ammassare più truppe, perché gli ungheresi sono più forti di quello che pensavo. Cioè, fra una roba e l'altra avranno 2 eserciti pieni e a me non piace mai combattere in inferiorità numerica. Dopodiché, io avevo... Dov'è che ho fatto un mercante? Eccolo qui, vediamo se riusciamo 8%. Mi sa che questo qui mi spacca il culo. Infatti mi ha spaccato il culo.
14.000 fiorini, vediamo se possiamo costruire qualcosa a Napoli. Zagabria è ferma, con le costruzioni anche qui costruiamo, facciamo il solito giro di ricognizione per vedere che non ci siano mai slot ferme. Boh. Vediamo un attimo quanto ci manca per vincere la partita. Ho altri 109 turni e mi mancano 26 regioni, inclusa Costantinopoli che però è nostra. E comunque adesso, sì, insomma, se ci diamo una mossa, cominciamo a fare più eserciti, riusciamo tranquillamente a... Con questo ritmo qui riusciremo sicuramente a vincere in 100 turni. Anche perché adesso comunque il gioco diventa più rapido, l'inizio è parecchio lento. Aspettiamo sempre i portoghesi. Ai ai ai. Cosa succede qua? Sono tanti? Sono tanti e sono di qualità. No. È sempre 3-2 per me, ma non mi fido. Però se mi ritiro ho paura che mi attacchino ancora loro. Cioè, nel senso che riescono comunque ad attaccarmi. Boh, proviamo. We are beaten. Ah! Allora. Fine turno. Strongest faction. Most advanced faction. Siamo fortissimi. Anche un cardinale mi hanno dato. Cosa vogliamo di più? Ma che cazzo c'è un concilio di preti qua, porca puttana? 1, 2, 3, 4. Allora, aia. Perché ho solo 55 fiorini? Boh, non importa. Questi balordi si stanno ritirando. Yes. Closing for battle. Quante slot libere ho qui? 3. Boh. 3. E un altro esercito è formato. We march to battle. Noble lord, we will engage them honorably, my lord. God bless E la us in popolazione this di siege, Bologna my lord. pagherà cara la sua infedeltà. Ok, ecco, qui a Tessalonica c'era la situazione più spinosa. Vediamo se riusciamo ad andarcene. Questo esercito del cazzo si è piazzato qui davanti, non si può muovere perché non può passare attraverso di me, però mi blocca anche la mia roba, capisci? Cioè, Noble lord. no, 1, 2, 3, 4, 5 me ne basta. 1, 2, 3, 4, 5, quindi 1 e 2, dopo li faccio tornare indietro e mando solo i balestrieri. 3 turni alla resa di Costantinopoli e... Yes. Esatto, voi invece andate giù e ricongiungetevi qui. Qui io ho soldati ma mi mancano generali. Praga è libera, quindi la occupiamo subito. With God's blessing and yours, we march to battle. Move out. A good day's march ends. Qua mi mancano generali, molto semplice. Sono senza generali. Yes, lord. Yes. Allora. Qui c'è un eretico. Mamma mia, ma quanto puzzano i miei preti, cazzo. Neanche un eretico a livello base riusciamo a prendere. Anche qui mi mancano... ecco, questo è il mio problema, mi mancano generali. Perché io non muovo mai un esercito senza i generali, perché so che mi tradiscono.
Adesso con questa flotta qua, che cosa facciamo noi? Ah, io sono in guerra con il Papa anche. E allora perché non l'ho ucciso? I seek an honorable engagement, dear foe. Vabbè, dopo aver preso Bologna ammazzerò anche il Papa. Con questa flotta qui per ora teniamola qua perché tanto non c'è un cazzo da fare. Ah no, è vero, dovremmo spostare l'esercito di Ajaccio. Vediamo di annientare questo. Zio Khan 361, io ho capito tutto, però porco Giuda. Adesso la combatto io, cazzo, guarda che sono 2000 in più io e rapporti forti quasi a metà. Mostro io, cazzo. Cavalieri, balestrieri. Mi filo un dardo nel culo questi. Start deployment. Un balestriere che ho, zio Khan, voglio vedere se non glieli massacro. Vabbè, le mie truppe sono di qualità bassa, ma siamo pur sempre molto più numerosi. Perfetto, sono già a tiro. Mi stanno ballando attorno alla roccia. Sparate. Cioè poco forti balestrieri su sto gioco. Caricate. Only half the enemy force remains. Broken. Guarda che rapporto. Cazzo, avessi fatto la risoluzione automatica avrei The perso battle is in our favor. tanti di quegli If uomini da we far remain paura, true Dio and Cristo. wholehearted, victory will be ours. Praise the Almighty, Perfetto. all of 30 uomini ho Christendom. perso, che cazzo. Ma perché è un po' così. Infatti se uno impara può usarlo molto a suo vantaggio questo modo sbagliato di mettere l'equilibrio delle forze della CPU. Cioè che ad alcune unità viene dato un determinato peso, però non viene tenuto conto della situazione della battaglia. Tipo qui per carità le loro unità erano molto forti, ma con tutti i balestrieri che ho glieli avevo già ammazzati metà prima che arrivassero, quindi. Yes, Lord. Orders? Sicuramente non è che non ho generali, che ho eserciti in cui ne ho 3 e eserciti che ne hanno neanche uno. Adesso direi di attestarci a Parigi e di difenderci. Passiamo il turno. No. No, non mi piace Do not questo. dishonor yourselves, men. Regroup. Make camp, men. We rest here. Ok, questo esercito è ufficialmente nei guai. Zio porco. Sono tanti e forti, hanno anche tanti balestrieri. Allora, un attimo, quanto sta durando? 34 minuti. No, non la faccio perché è una battaglia che durerà abbastanza. Questa qui la faccio nel prossimo episodio perché sennò sto qua mi dura un'ora e mezza. Ho paura che sto giro ci spazzeranno via. Sono davvero. Beh, noi siamo nelle montagne, boh, non lo so, bisogna vedere. Però sono tanto forti. Quindi, per il 15° episodio basta così. Nel 16° vedremo di questa battaglia.